Ciao a tutti e bentornati su Big Rocket Project. Come vedete non ci troviamo da Giacomo, ma siamo di nuovo qua nel mio laboratorio. Sono tornato per fare due di ferie, un po' di appuntamenti e rimarrò qua a casa per circa 3 settimane, fino alla prima di settembre mi pare. E visto che dovrò rimanere qua un pochettino, mi sono portato un po' di cosine nuove da testare. Ora ve lo spiego un po'. Allora, legno, tronchi, tronchetti, robetta così, era roba che avevo portato da Giacomo per fare dei progetti, ma le riporto qua, cioè le ho riportate perché, signori, abbiamo una new entry nel laboratorio, un bel tornio per legno con tutti i suoi accessori, le cose. Per ora l'ho posizionato qua su un carrellino veloce dove metterlo e insieme nei prossimi giorni dovremo trovargli il posto ideale qua all'interno del laboratorio e allestire la postazione da tornitura. Ma torniamo ai pacchi. A parte tutto il legname, un po' di acquisti che ho fatto in Liguria ancora, abbiamo del bordo naturale preincollato che ho comprato, abbiamo altri materiali che avevo portato, ma questi sono tutti per fare dei test, come questo, test per, abbiamo un laser incisore, quindi nei prossimi giorni dovrò fare l'unboxing, l'assemblaggio, montare, testare tutto, così da vedere poi le potenzialità di questo nuovo attrezzo. Sempre qua dietro abbiamo un po' di stampanti, questa da unboxare, questa è sempre un'altra ma era già mia, l'ho solo riportata a casa, quindi ci sono un po' di progettini. Vi ho detto che ad agosto facevo un po' di pausa ma non riesco purtroppo, quindi adesso che sono qui i primi lavori da fare quali sono? L'illuminazione, devo un attimo sistemarla, ve la spiego super facile. L'illuminazione funziona così: Alexa, spegni le luci. Ci sono più oggetti chiamati. Ecco, classico esempio che abbiamo fatto le prove fino adesso. Alexa, spegni tutte le luci. Ecco, bisogna dire le parole esatte. Ok. Sì, ok. Alexa, accendi tutte le luci. Ok, ieri se mi seguite su Instagram lo saprete già, ma ho un po', come si dice, faticato a reimpostare bene tutte queste accensioni automatiche con Alexa, perché l'ho cambiata. Se vi ricordate, prima avevo il Google Home cambiato, ho ripreso questo. Quello che bisogna fare è togliere tutte queste luci qua centrali al neon, togliere questo aspiratore che è stato uno dei miei primissimi video, ve lo lascio qua, togliere forse anche questa, non lo so, vediamo, e mettere un'altra fila da 4 qua in centro. Anche questa sempre impostata con Alexa, i vari scenari, in modo che posso fare un giro di video molto carino. Quindi questo è il primo lavoro. Prima di cominciare però vorrei chiudere una questione, e queste sono solo una parte delle letterine con i vostri adesivi o gadgettini che mi avete inviato da Giacomo, e ora li attaccheremo tutti qua. Queste qui comunque le ho già aperte, le ho già lette nei video passati, per cui i ringraziamenti li ho già fatti. Per chiunque invece voglia i miei adesivi, ho pensato questo: se uno li vuole e ha un suo canale, un suo progetto e vuole fare uno scambio, bene, trovate il mio indirizzo sotto nella descrizione, mandatemi quello che volete, appena mi arriverà automaticamente vi manderò, se trovo l'indirizzo, oppure prima sentiamoci su Instagram, facciamo lo scambio e vi spedisco i miei adesivi. Ottimo, allora arrivati a questo punto io comincerei a smontare questo e tutte le luci. Ma non, mi sa che non lo pulisco da quando l'ho montato, 4 anni fa. Oh, mamma mia! No? Spezzata! Cominciamo bene.
Perfetto, tutte le luci sono state smontate, l'impianto elettrico è stato sgombrato correttamente, l'ISO è troppo alto, molto meglio. E questa è la luce che fanno 8 pannelli. Faccio un attimo di pulizia e poi cominciamo ad attaccare le altre luci. Sono andato ad acquistare questi occhielli che sono quelli che mi permettono di fissare i pannelli al soffitto. Ne ho già preparati 3 col suo alimentatore e il suo sonoff. Purtroppo mi si è rotto un sonoff ieri, o meglio, non è così troppo rotto, però il tastino questo qua piccolo non è che sia troppo messo bene. Vedo che tutto funziona, ma se schiaccio ripetutamente poi si accende. Comunque vabbè, ne ho trovato un altro che funziona, ma mi dà una specie di errore, mi fa 5 lampeggi veloci e non riesco a sincronizzarlo. Per fissarli sopra e metterli tutti in riga, di solito si dovrebbe utilizzare una livella laser. Secondo voi ho una livella laser? Ancora no. Quindi il mio pensiero qual è stato? Se vedete in questa fila qua c'è un filetto che passa, stessa cosa dall'altra parte, quel filettino lì. Questo non è nient'altro che un filetto di Utah fissato con un fisher che mi mantiene una linea dritta. Quello che manca da fare adesso è mettere anche qua in centro una cordina di Utah, 2 tappi semplici, e poi stasera cerco di sistemare quel sonoff lì, perché di comprarne uno quando ne ho 2 che magari potrei cambiare solo il pulsantino. Dopo proviamo. C'è anche da dire che non penso di essere attrezzato per NTSMD. Penso, guarda, la levetta. Bene, questo esperimento termina subito qua e monto le lampade e ne compro un altro. Bene. Allora, lì come vedete ho fissato tutto con una rondellina che schiaccia, il filo prosegue, va dritto fino dall'altra parte. Per fissare i pannelli invece ho usato questi anellini qua semplici, perché mi permettono di attaccare 4 fisher con i buchi e io posso tirarlo giù tipo cofano, controllare e semplicemente anche con una mano riagganciare. Il problema è che per fare tutte queste cose in serie mi ero creato una dima che non so dove, forse è qua, forse è qua. Ok, sì, e lui funziona praticamente. Questo qua c'è un foro centrale che mi permette di vedere il filo di Utah che ho messo. La direzione è questa che va verso il portone, quindi piegato così, in modo che il portone è quello di entrata. Lo appoggio, vedo il centro anche che seguendo le righe ovviamente, quindi vedo che esce da una parte, vedo dall'altra. E poi devo fare 4 segnetti nel muro, finire il foro e mettere l'occhiello. Dovrebbe essere super facile. Ok, tengo schiacciato, segnetto mattitino. Io esco di qui con un solo scopo: fare soldi. Io adesso esco di qua appunto solo una cosa: a fare soldi. 1 ho messo dei gancetti che sono un po' più piccoli. Guarda qua, figata, e vai. Porca boia, ma che sistema semplice ed efficace, porca vacca. Sono proprio contento. Installare i pannelli non è stato per niente complicato, per fortuna che ho ottenuto la dima per fare i fori. Ora passa la parte meno simpatica, che è portare la corrente a tutto, il cablaggio. Non fatemi storie sul fatto che metto un filo volante che collega e che porta la corrente a tutto, perché ve lo dico già adesso, è provvisorio.
ho in mente di fare un altro tipo di alimentazione, ma non oggi e non prossimamente, perché è una cosa che porterà via un pelo di tempo e un po' di soldi, però verrà tutto molto molto meglio. Quindi tenetevi le critiche, perché neanche a me piace. Quindi questa parte qui, che è super noiosa, è solamente portare la corrente a tutte, ve la risparmio e ci vediamo al lavoro terminato. Ta-da! Finite tutte le installazioni dei pannelli. Per adesso questo progetto va benissimo così. Mi basta entrare e avere la luce, perché prima non potevo accendere minimamente le luci. Ora manca un'ultima cosa prima di chiudere. Questo qua è un purificatore d'aria che ho costruito un po' di anni fa. Dovrebbe essere il secondo video che ho fatto sul canale. Questo qui inizialmente, quando il mio laboratorio era ancora la metà di questo, era appeso qua sopra. Ora però lì c'è il pannello e non riesco più a metterlo, e ho pensato lì ha poco senso, anche perché in questa area qua dietro non è che ci lavoro più di tanto, almeno che non stia assemblando un progetto. E allora ho pensato, io ho chiesto anche a voi su Instagram, secondo voi può essere una buona idea montarlo proprio qua sopra la combinata? Alcuni mi hanno risposto di sì, altri di no. A prescindere, siccome è una cosa che già ho, che non utilizzo, piuttosto di metterla via, la appendo e fine. Perfetto, installato anche questo. Ora vi chiedo un consiglio anche a voi. Siccome qua sopra, siccome lì sopra ho messo quello spinottino lì per portare corrente, ora qua non ho ancora un'alimentazione delle prese, per cui vi domando, conoscete per caso un dispositivo o con telecomando o con altro modo anche da incassare dentro il purificatore? Non sarebbe male, tanto ci arrivo, quindi lo potrei attaccare, impostare, rimane acceso per 2 ore, 3 o 4, o anche con telecomando o con app, non lo so, qualsiasi modo vi possa venire in mente, lasciatemelo qua sotto nei commenti, vi ringrazio molto. Ok, ora vi faccio brevemente vedere le routine che ho impostato nell'applicazione di Alexa. La divisione è così: colonne, file, quindi fila 1, fila 2, fila 3 e fila 4. Posso fare ovviamente laboratorio tutto acceso, tutto spento. Si può fare linea 1, facciamo linea 3. Questa è la luce che c'era prima di questa cosa qui. Magari stando qua proviamo a vedere. E c'è la linea 2. Perfetto, tutto molto più illuminato. Oltre a questo ne ho aggiunta una sopra il tavolo. Sopra il tavolo lì ho 2 lampade, io posso accenderle, solo quelle, in modo che se devo fare un lavoretto veloce, non devo fare, ma devo venire giù ad aggiustare qualcosina in modo semplice, mi metto lì, accendo il tavolo, boom, senza problemi. Bene, quindi questo è il mio sistema per comandare in modo smart le luci del laboratorio. Non sono soddisfatto al 100%, per cui facciamo partire qua sotto nei commenti una discussione costruttiva per tutti, in modo che ognuno magari può raccontare la sua esperienza con questi interruttori smart di una marca piuttosto che un'altra. Io ho utilizzato i Sonoff perché erano l'alternativa più economica. Avevo comprato un bundle all'epoca di 10-12 Sonoff e mi sono bastati. Ad oggi vi posso dire che funzionano, fanno quello che devono fare, ma non sono troppo soddisfatto. Ci sono delle latenze un po' da quando dai il comando, alcuni si accendono subito, altri dopo, non capisco perché. L'obiettivo era riuscire ad avere la luce e lavorare. Siccome su Instagram ho chiesto vari confronti su questa tecnologia qua e in tantissimi mi avete risposto che cosa avete usato voi, quindi penso che sia un argomento che interessa abbastanza questo. Ora quindi che è tutto funzionante posso procedere ai prossimi progetti che ho in mente, che sono alcuni lavori con i prodotti che vi ho fatto vedere inizio video,
tornio, provare il tornio, quindi spiegarvi quale ho preso, perché, dove, come ho imparato un po' a tornire. Vi farò un video dedicato solamente a questo e poi ad altri progetti. Vi ricordo inoltre che da poco ho lanciato il nuovo sito bigrocketproject.com, dove trovate sticker e merch come queste fantastiche magliette. Se volete dateci un occhio. Per ultimo, ma non meno importante, volevo ringraziare tutti i Patreon che si sono iscritti questo mese qua. Grazie mille ragazzi per la fiducia e per il sostegno in questo mio progetto. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi, solite robe, dislike, come preferite. Noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.